Oltre l'emotività, perché il dramma non si ripeta, ai troppi femminicidi deve fare seguito la reazione politica. In questa direzione va la proposta di legge per l'istituzione di un osservatorio regionale sulla violenza contro le donne presentata in Commissione Sociosanitaria dalla capogruppo del Partito Democratico. Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin ci siamo tutti davvero chiesti cosa possano fare le istituzioni per contrastare la violenza di genere e tutte le pratiche discriminatorie che animano e popolano la nostra società. L'idea di studiare e approfondire il fenomeno e di capire come poter, tra virgolette, educare la società verso la parità e contro le discriminazioni è l'obiettivo che ci poniamo con l'istituzione di questo osservatorio. Da oggi inizia un cammino che chiediamo sia rapido per arrivare all'approvazione in aula quanto prima di questo progetto di legge. Necessario dotarsi degli strumenti per l'adozione delle misure più adeguate in un Veneto, aggiunge Camani, purtroppo teatro di tragedie e vicende di cronaca che sono all'ordine del giorno.